Caluso, dopo una gara che nel primo tempo sembrava essere alla portata dei ragazzi dell'Atletico Monreale, poi qualcosa è venuto meno nel secondo, forse le forze fisiche, vista comunque le tante assenze in lista, forse anche un pochettino di cattiveria in più nelle fasi topiche della gara. Comunque c'è tanto di buono da prendere. No, no, assolutamente. Abbiamo perso 7-1, ma è un risultato per quanto meritato da parte del Trem, bugiardo, perché abbiamo tenuto fino al 2-1 primi 8 minuti del secondo tempo. È chiaro che avendo soltanto pochi uomini di movimento, che oggi erano 7 le assenze, che hanno veramente pesato. Io devo elogiare i miei ragazzi perché comunque hanno messo cuore e anima. Fin quando non è accaduto l'episodio hanno tenuto bene. Poi è chiaro che nel secondo tempo finiscono le forze, i cambi non ci sono, o comunque sono risicati e poi è chiaro che molli, torni indietreggi e da lì poi comunque una squadra come il Trem è ben attrezzata, è chiaro che poi comunque ti punisce. Adesso Leonforte. Adesso c'è il Leonforte che è una nostra diretta avversaria, nel senso che anche loro devono tenersi lontano dai play-out. Anche lì sarà un campo esterno difficilissimo, a casa loro comunque hanno raccolto molti punti di quelli che oggi hanno, quindi sarà una trasferta nella quale mi auguro che con una parte delle assenze la possa recuperare e quindi magari andare lì con un organico più completo.